Guarda! Sì! Sì! Cosa avete trovato questa mattina? Che tipi di pesce? Beh, ci stiamo concentrando su quelli più grandi, in primo luogo le carpe quindi, ma anche da 10 kg, insomma molto grandi. Qualche anguilla, cavedani, tantissimi, barbi. Questi sono quelli più numerosi. Abbiamo trovato anche un paio di siluri. Task Force in campo lungo il canale Santa Chiara su Riviera Businello in pieno centro storico a Padova per salvare i pesci da morte certa causata dall'emergenza idrica. I livelli dell'acqua si sono ulteriormente abbassati e così la Polizia Provinciale e la cooperativa Piovego hanno iniziato questa mattina di buon'ora le operazioni di recupero. In acqua Arduino, Elio e Steve, volontari dell'associazione La Sorgente di Cittadella che si occupa di conservazione della fauna ittica. Il prezzo che hanno viene usato da una squadra di 3 persone, si chiama elettrostorditore. Un operatore tiene il dispositivo che con il generatore genera la corrente, l'altro con un retino provoca una scarica elettrica, stordisce il pesce e un altro con un altro retino ancora lo raccoglie. Poi viene trasferito, viene issato con delle reti sul piano di calpestio, lo trasferiamo in furgone su contenitori con acqua ossigenata e li liberiamo poi in zona Bassanello. In mattinata sono stati salvati quasi 3 quintali di pesce. Siccome il canale è molto lungo, abbiamo posizionato una rete a tramaglio cosiddetta, circa a metà di Riviera Businello, e questo ha bloccato il pesce da valle a monte. E abbiamo fatto il primo tratto di recupero e poi da Riviera Businello ci siamo portati in direzione Riviera Buzzante Questura, abbiamo fatto un'andata e un ritorno per cercare di recuperare il più possibile. Sono stati recuperati esemplari molto grandi di carpe, anche da 10 kg, e l'intento era soprattutto quello, riuscire a prelevare i pesci di dimensione maggiore perché sono quelli che soffrono di più. Nei prossimi giorni dovrebbero essere programmati nuovi interventi negli altri canali cittadini più in sofferenza.